andiamo. Iniziamo a scatolare. Poi quando andiamo a riprendere queste spatolate andiamo da sotto verso sopra e sfumiamo. Ma non puoi far finire come ieri al giorno del mezzo, no? Capite in mezzo? Ieri tu sei partito... Per la prima e la No, l'ultima mano da sopra verso sotto, perché se poi vai a fare la zona sopra ti cade lo stucco, tipo qua. Ah, è Che vero, fai? ci rimane segnato. Amore, ma hai fatto bene a dirlo comunque. Quindi Vedo tanti che iniziano da in mezzo a fare lo stucco, però secondo me è sbagliato. È un rischio. Belli veloci. stupendo Antonio, stupendo. Quindi questa è differente della prima e seconda mano, che la prima e seconda mano la dai più Poco più materiale forte. nella terza mano e schiacciate subito. Ok, e qui Poi invece se vedete gli aloni bianchi, vi passate un po', perché ci sono i punti dove assorbe di più. Prima no, l'ho fatto Francesco. Infatti è un po' vuota. Dov'è Francesco? Dov'è? C'è. Come io l'ho fatto serata. No, Sì, lo dovete lucidare subito da fresco, Certo. Francesco ti saluta, Ciao. Ciao Regge. Spruzzino non adesso. Ma che lo devi usare subito lo spruzzino? No, spruzzino quando è lucido. Se hai bisogno, ma non sempre, allora ti devi rompere il culo. Vabbè, questo è il bello della diretta, è proprio questo. Antonio, ma se c'è qualche opacità quando abbiamo finito, c'è qualche trucco per tirarla via o... No. Una volta che è asciutta basta. Sì. Se no ti lo fallo opaco e poi gli dai solo lucido. Sì, tanto tu non regali. Buongiorno. Sì. Adesso la nostra stellina, sempre puntuale, precisa. Chi ci saluta in diretta? Allora, Giorgio Toderas sta guardando, Gianni Scarpetta ti saluta, sta guardando, quindi ci siamo. Sono solo 21 persone. Alle 8:30 hanno puntato la sveglia, raga. È di sabato, bravi, dai. Io di solito sono un giocare. La famiglia banana. Sì, la banana. Perché devo mandare la carta del trabalho.
Andiamo a mangiare la brioche. Cane, se la mangia tutta, e poi due pezzi di è un bulldog francese. Ma per caso scusi, Vamos ragazzi, dai. In diretta siamo? Non si dicono le cifre. Quindi sta diretta, vabbè. No, no, e poi glielo dici, gli mandi un SMS. Ognuno fa i prezzi che vuole. Stavo mettendo sotto uno adesso. Tu? Sta rincoglionito, sì. Il giro l'angolo così. non c'è più la diretta. C'è sempre in diretta siamo, raga. Il bello della diretta, Attilio. No, non lo dico. Ricordi che ti voglio bene, Attilio. Anch'io. Devi dire. Io ho già detto oggi che vi voglio bene, io so. A mangiare a patrimonio in cani. Ho lasciato un cacchio di materiale quello ieri. Francesco, se stai guardando ascolta. Miseria. Ah. Meno male che non lo paga lui. L'ha data uniforme. Guarda, Francesca è brava, dai. A dormire. No, Che vogliamo testare in diretta. Sei troppo. Certo, ci sta ascoltando. sì, sì. Dai Francesco! Sei il numero uno, Francesco. Sì, quando vuoi. Si vede anche tanto di Girolamo Pellerino ti saluta, maestro Liso. Chi è chi è? Girolamo. Ciao caro. Senti come piange la spatola. Capito Attilio? La scala, dov'è che vai con la scala? Ma dove vai con la scala? Ma io ti ho detto che fai bene. Io 3 passate e lo portavo da te. Ora che lo carichi in macchina, lo tiro giù. Che Ha già finito, vero? Giustamente. Voi lo sapete dove ci metto io i trabattelli? Questo è un magazzino piccolo, deve stare tutto dentro il fuori. Quando entro non esco più. Certo, entro il trabattello, entri tu, diciamo. Ma tu legalo con la corda e lo tiri, no? È inclinato, devi andare su con la scala. Che c'ho un capannone allora, piccolo. Un capannone piccolo. Magazzino, Ah. stretto e lungo. Ah. Allora si sviluppa tutto in altezza. Vito Magarelli ti saluta. Ciao, ciao Vito. Comunque Antonio, carichi molto quando lo fai, vero? Devi dare molta pressione. Anche quando fai il disegno. Lo devi incidere subito. Perché se lasci tanto materiale inizia a strappare, Inizia a strappare. A strappare. Andrea Aquilla ti saluta. Ciao Andrea. E allora? Ho le spalle da buttare. Cosa ti fai? Però tu quello ne fai. No, ho detto per me è un omicidio. Perché è tutto braccio. Prima volta. Allora fai sorpresa. Ma perché? C'hai le braccia che c'hai? Ogni tanto vi fermate, pulite la spatola bene. Quindi elicottero, saggio, tutto. Antonio, qualche consiglio che dai riguardo alla stiratura? Alla
la lisciatura del mattonino. Aspetta, oh, però una alla volta, non sento. Scusa. Dico, hai un consiglio da dare riguardo alla lisciatura finale che devi dare? Dei movimenti o delle No, cose? il movimento devi spatolare, devi accavallare le spatolate. Mica che figata, ho già lucido, bello bello. Avvicinatevi, non c'è problema. Oh, siete in 4 qua a farlo? Bella Gio, cazzarola. Non ti preoccupare, adesso vediamo anche la giunta. No, ma lui deve andare da lì, la prendi da sotto a salire. Beh, sì, un pezzo. Certo che essendo in due. No, quando facevo quel drop, quando ho fatto quel drop, avevo sempre uno dietro con tutti. Solo che quello là, Peccato non rimane di questo colore. comunque, quello diciamo diverso da questo. Non è bisogno di fare. Poi, dopo, Domande? nessuno che sei troppo incazzato stamattina. No, non sono. No, no, anzi è tranquillo. No, si vede che è incazzato. Se mentre lucidi c'è un'imperfezione, Com'è? mentre stai lucidando vedi un'imperfezione, per esempio un sassetto riuscito, puoi tornare indietro a ristuccare? Sì, gli hai subito una spatolata, lo devi schiacciare subito. Sì, che vedi subito un errore, dico, puoi tornare subito indietro. Non devi aspettare di fare. No. Subito lo devi. Quando è sbagliato così va bene. Quando è asciutto dopo Quando è asciutto diventa un problema. si vede dopo, diciamo. Invece come domanda, forse un po' stupida, ma se diamo come prima e seconda mano un tipo di colore, nella terza dobbiamo dare obbligatoriamente lo stesso tipo di colore che abbiamo dato No, nella io vi seconda. consiglio sempre di usare lo stesso colore, prima, seconda e terza mano. Ok. Sì, quando erano usciti, però magari la terza mano la davi magari di un colore. No, non si fanno quelle cose no. Perché quando vai a fare la terza mano, se fai un colore un po' più scuro, vedi tanto le giunte poi. Le giunte. Ma queste poppe non vogliono? Sì, vanno via. Quando asciuga schiarisce tutto. Però io adesso in genere mi piacerebbe più così, veramente che dare colpi di avere una cosa veramente troppo Se per uniforme. caso che l'hai già spatolato, che ti accorgi che c'è qualche mancanza, si nota tanto? Eh sì, che si nota. E invece se si fa al contrario, Che la vedi, no? Vedi il pezzettino per me. Magari te lo lucidi lo stesso, però vedi. Antonio, se invece si fa per esempio la base più scura e l'ultima mano più chiara, Viene fuori una schifezza. sì? Ma una schifezza unica. Puoi fare al contrario è meglio. Base più chiara, ultima mano più scura. Se fai il Scura e chiara, pasticcio viene- unico. Io ho una domanda da fare. Però io vi consiglio sempre di usare lo stesso colore, prima, seconda e terza mano. Sei Jonathan? Se vuoi possiamo. Dai. Io ho una domanda
Stenzi, qua, quella che stavo dicendo. Dopo parliamo di quello. Ragazzi, non viene spostato. Vai. Vamos, vamos. Antonio Manna ti saluta. Maestro Manna, buongiorno. Ciao Anna, buongiorno. Se ci prendi la mano, magari quello deve essere Ma io, tanto... Non lo avvicinare tanto, Giovanni. Ho staccato un po'. Questi qui è più speciale, deve essere una strada, è tipo quella che ho io. L'ho presa che poco, quindi io ne faccio pochissimi di studio. Per cui non la devo usare, la uso, ho fatto un po' per bianco. Mi raccomando, quando andate sulla giunta, pulitela sempre bene, verificate che il materiale sotto non è secco. Questo è il più piccolo. Più piccolo e poi vedi che fa. Si potrebbe fare stencil art. Com'è? Con questo stucco si potrebbe fare stencil art. Stessi? Stencil art. Si potrebbe fare. Sì, con lo stesso materiale. Sì, sì. Ma lo stencil De Corserre ti saluta. Chi è? Spolsino, De Corserre. Ciao Silvio. Antonio, stessi con la seconda mano in mezzo, giusto? Lo stencil dove? Sullo stucco, sulla seconda Ma mano. guarda, io non lo consiglio lo stencil sullo stucco, perché poi intorno allo stencil si strappa tutto lo stucco, non puoi caricare così tanto. Se vuoi un effetto a specchio, se poi vuoi un effetto opaco non c'è problema. Comunque dopo E non si Antonio, può fare comunque. Alla seconda mano metti lo spray, Infatti la seconda mano. poi vai a asciugare, alla Sì, ma terza non ti vai viene sotto, ti bene, rimane non viene intorno. bene, Cioè, ti rimane quella... No, ma non riesce a lucidare bene, però. Qua, lo spiani. Quella terza va proprio fino, l'ho fatto io. Però Lo senti liscio, non c'è nessuna... ma non si riesce a lucidare bene. Com'è Alberto? Non si riesce a lucidare bene. Alla grande. Bello, bello, bello. E ancora c'è da... Ma non sta, Magari non usi di un altro trucco è Però lo devi fare alla seconda. usi un altro colore per fare il segno. Quindi lo fai alla terza ti rimane alle Lo lasci asciugare e poi lo usi il giorno dopo, prendi la 4000 e dai magari la passata. Però bisogna sentire il maestro, non so, tipo quello che faccio io. Massimo Loi ti saluta. Bruno Renda pure. Ciao Bruno, amico di Attilio. Tuo amico Bruno Attilio. Attilio, salutalo. Bruno, ti voglio bene! Sei un grande, sei! Ieri gli ho fatto il culo. Che è successo? Perché ha detto che i tappezzieri, cioè, Non va voleva bene. dire un'altra roba, ma come l'ha scritto secondo me non andava bene. Ha capito Bruno? Ha ragione, Con te ce l'ha, Che i tappezzieri sono lo stesso degli artisti. Non sono artisti, che sono? Sono artigiani e artisti uguali tappezzieri. Sebbene loro hanno un lavoro monotono rispetto al nostro, perché usano sempre le stesse robe, cova, spatola e tappezzeria. Per cui non hanno una personalità. Io per anni ho fatto i prezzi per Milano alla Camera di Commercio, per cui con loro ho trattato tante cose. Questi
arrivavano lì i padroni, gli ex padroni dicevano no, poi Attilio, ma adesso per l'inverno non possiamo aumentare i prezzi. Quando è l'estate però via, che si danno delle salassate, sai per quanti anni abbiamo dovuto tenere fermo che aveva un'idea di prezzi? 4-5 anni. Ha detto Bruno Renna che sei simpatico. Alla grande. Ciao Bruno. Massimo dorme poi. Meglio. È doppia. Toccate, non c'è problema. Maestro Ulisse sta ingrandendo lo showroom. Facciamo doppio. C'è più spazio, capito? Qua vanno a sbattere, questa parete si va a sbattere. Pensando che ancora c'è strada. E allora, sto cane come esce? Che capolavoro. Siamo in Italia, due che lavorano e pezzi che guardano. Veramente. E devi fare vabbè. E le organizzano pure queste cose, Antonio? Quanto spettacolo con la pistola di gatto. Spettacolo con la pistola di gatto. Perché ieri io ho messo su un coso gigante. Domande? Ragazzi, se c'è qualche domanda, domandate a lui. Ragazzi, le domande dove ieri? Scherzando. Come una fotocopia. Mentre lo fai alla terza. Attilio, Bruno ha detto che sei un artista. Ah sì, ad Attilio proprio. Con la terza lo vai a riempire tutto. Lo carichi un po' di più e vai così. Di seconda, perché di terza ti rimane il rilievo. Ragazzi, se c'è qualche domanda fatela adesso. Sentite a me. Guarda adesso, non parlate mai più. Bella? Come lo vedi? Che te lo dico, no, è che te lo dico a Ho fare. messo pure l'occhiale per vederlo stamattina. Bella, spettacolo, voglio. Devo guardare Voglio. Antonio, scusa, dimmi tutto. Se un cliente vuole ristuccare una parete già Se la stuccavo. quella stuccata, è già stuccata, Cioè, qual è il allo procedimento? stucco, Devi fare ancora lo stucco sullo stucco. allora il procedimento più veloce è carteggiarla, primer e inizia tutto di nuovo. Ah, il primer ci vuole. senza